Buonasera e ben ritrovati a Friuli Economy, subito qui assieme ad Elena Bezzutti. Buonasera Elena. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Questa puntata è molto incentrata sul tema del mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia, quali opportunità ci sono soprattutto per coloro i quali si vogliono mettere in proprio e quali sono stati anche i riflessi del Jobs Act. Vedremo diverse persone che hanno avuto la forza, la bravura di aprire un'attività, di mettersi in proprio, di rischiare, con esperienza anche di persone che sono andate all'estero e che poi sono ritornate. Un tema anche questo molto importante perché diverse persone di fasce d'età giovani, neodiplomate e neolaureate, lasciano questa regione e il paese per andare a provare un'esperienza all'estero. Oggi però faremo vedere anche delle esperienze di chi ha messo radici qua, anche dal punto di vista lavorativo. Ecco, e vediamo subito a presentare gli ospiti. Abbiamo qui con noi il presidente di Eurotech, Roberto Siagri. Buonasera. Buonasera. E poi abbiamo anche la Anna Antonutti, che è una grafica freelance. Buonasera Antonutti. Buonasera. Dall'altra parte del nostro parterre dovremmo essere molto bravi questa sera per riuscire a coinvolgere, far parlare tutti, perché ci amiamo un po' più del solito da quando abbiamo fatto l'approfondimento di Friuli Economy dopo il TG. Abbiamo Emanuele Ceschia, project manager di tanti progetti, li vedremo anche durante la trasmissione. Buonasera Ceschia. Buonasera. Ed infine Andrea Amato, abbiamo messo genericamente tatuatore, anche per lui diverse esperienze dato che ha iniziato a lavorare molto presto. Buonasera. Abbiamo molti ospiti giovani stasera e partiamo subito con il servizio di Giancarlo Virgilio, che ha chiesto un po' ai ragazzi friulani quali opportunità, che cosa pensano delle opportunità in Friuli e se hanno voglia di andare all'estero. Quanti anni hai e cosa fai nella vita? 24 anni e studio qua a Udine Università. Senti, quali sono i tuoi obiettivi? Cercare un'occupazione fissa qua in Friuli oppure andare all'estero? No, andare all'estero perché qua è difficile trovare qualcosa riguardo a quello che sto studiando. Comunicazione multimediale e tecnologia dell'informazione. Stai già cercando, hai già trovato? Sì, sto cercando qualche tirocinio e c'è più possibilità. E qua in zona non c'era niente per te a disposizione? No, ma anche proprio voglia di andare via da qua. Che tipo di contratto hai? Il nuovo Job Act, quindi a tempo indeterminato, insomma speriamo che vada bene, ecco, che sia una buona cosa. Come ti sembra questo contratto? Un po' lascia il tempo che trova, nel senso che non si capisce poi se sia una cosa, insomma, che contratto a tempo indeterminato vero oppure che vada un po' di meno. Pensi di andare all'estero oppure sei legato alla tua terra? Ma idealmente in prospettiva futura potrebbe anche essere chiaro che si spera che migliorino un po' le cose qua, nel senso che il lavoro già è difficile da trovare, lo trovi, ma poi il contratto è quello che è, gli stipendi sono quello che sono, insomma che investono un po' più sui giovani. Ecco. Ho 21 anni e lavoro come cassiere alla Cadoro. Cosa avevi studiato? Ragioneria a Codroipo e all'Inusio. Sei contento della mansione che hai trovato? Diciamo di sì per i tempi che girano adesso, perché con la crisi che c'è è meglio trovare un lavoro che stare a casa a far niente, però se trovassi qualcos'altro incline a quello che ho studiato sarebbe meglio, diciamo. Che tipologia di contratto hai? Ho un contratto a tempo determinato, part-time, 20 ore settimanali. La tua speranza è almeno quella di raddoppiare le ore? Sì, speriamo di sì, prima o poi, quando scadrà il contratto, che me lo rinnovino, diciamo, con più ore. Senti, non trovando lavoro nel tuo settore, non ti è balenata l'idea di andare all'estero? Sì, mi ha già balenata l'idea, però diciamo che dovrei lasciare molte cose qua agli amici e sarebbe un gran rischio, diciamo, che mi piacerebbe correre sì, però con la testa, diciamo. Ho 27 anni, faccio l'infermiere in ospedale al Santa Maria della Misericordia di Udine. Che tipologia di contratto hai? E sono un tempo determinato di un anno, contratto di 12 mesi. Cosa succederà al termine dei 12 mesi? E si spera una proroga, come è già avvenuto, ho firmato già una proroga, ma non è sicura per gli altri 12 mesi. È una situazione veramente assurda, si può vedere dai concorsi di Bologna, a Milano, al Niguarda, circa 16-18 mila infermieri per 500 posti.
quindi è assurdo. Ormai siamo diventati dei nomadi in giro per l'Italia. Ho deciso appunto di puntare su me stesso e poi facendo il programmatore, quindi lavorando con i computer, sono sempre online, quindi posso lavorare più o meno ovunque. E sto cercando di sviluppare le mie idee, i miei siti web, le mie applicazioni. Com'è la situazione per chi ha partita IVA? È difficile? Sì, è facilitata per i giovani se stai sotto una certa soglia di fatturazione annua, però in futuro sarà molto più difficile, quindi sì, forse in futuro sposterò la mia azienda fuori dall'Italia proprio per le limitazioni che dà la legge italiana alle nuove aziende. Ho 22 anni e lavoro sia a Lignano, faccio l'animatore. Senti, come ti trovi a Lignano? Hai una buona mansione? Sei contento del contratto che ti hanno dato? Sì, non mi sono trovato anzi molto bene. È la prima stagione dove posso dire che per quello che faccio sono retribuito il giusto. Ho un contratto che ha scadenza fino a settembre e sono retribuito anche con straordinari e tutto quanto. Pensi anche tu di andare all'estero? Bah, è normale che magari un ragazzo adesso che vede che molti suoi coetanei se ne vanno, il primo pensiero è quello di provare ad andare all'estero. Io sinceramente, essendo che comunque ho tutta la mia vita qui, amici, famiglia, spero prima di trovare qualcosa qua e poi in un caso magari di andare. Seguo le sperimentazioni cliniche dei farmaci, cioè prima che entrino in commercio vado a monitorare le sperimentazioni negli ospedali. Ho appena dato le dimissioni dal mio ufficio in Italia e ho chiesto un trasferimento all'estero. Come mai? Cosa ti spinge a provare una vita all'estero? Ma la voglia di cambiare, un po' la necessità anche data la crisi, il momento, abbiamo deciso io e mio marito di riprovarci all'estero. Ti dispiace abbandonare questa terra? Beh certo, Friuli è nel cuore, rimarrà sempre, però le opportunità sono un po' scarse al momento e quindi bisogna andare. Abbiamo visto il servizio di Giancarlo Virgilio con diverse testimonianze. Ecco, partirei da Siagri. Siagri, lei all'inizio degli anni 90 ha iniziato un'attività imprenditoriale che adesso gli ha dato sicuramente diverse soddisfazioni. Quali erano i suoi sentimenti quando all'epoca ha deciso di intraprendere un'avventura imprenditoriale di questo tipo e anche qui in Italia? Ecco, quindi magari vediamo queste due cose. Tra l'altro la situazione degli inizi anni 90 non era diversa da quella adesso, forse era anche peggio. C'era l'uscita della lira dal serpente monetario, c'era stato il rischio che tutto il sistema dei bot più dello Stato saltasse, rischiando una specie di crisi come quella dell'Argentina, c'erano i tassi di interesse al 18%. C'era anche l'inflazione, sì, c'era anche l'inflazione che in qualche maniera rendeva la riretta, che faceva aumentare la competitività. Per cui il tema tutto sommato, la disoccupazione era all'11%, per cui era una situazione abbastanza critica quella dell'inizio degli anni 90. E nonostante questo lei perché decise? Ma perché quando sei giovane, hai una certa libertà, tu vuoi provare a dimostrare a te stesso che riesci a fare qualche cosa. E poi c'era l'altra cosa che io e anche i miei soci diciamo, tutto sommato siamo bravi, se ci va male troveremo di nuovo un posto di lavoro. Cioè non c'era tanto il problema del posto fisso, ma quanto della capacità di trovare un posto di lavoro. Anche il problema dell'Italia oggi è che non si stanno creando sufficienti nuove imprese per generare opportunità, e per cui c'è una corsa ad accaparrare quei pochi posti che le industrie di una volta stanno offrendo e queste per forza di cose andranno in riduzione di personale aumentando l'efficienza, per cui il problema di questo paese è di generare più imprese giovani con altri modelli di sviluppo e che possono per cui a loro volta garantire dei posti di lavoro. In quali settori secondo lei, Siagri, l'Italia potrebbe fare dei passi avanti anche a livello tecnologico per offrire nuovi posti di lavoro e anche, diciamo così, avere nuove figure professionali da ricercare? Ma per esempio si parla tanto e poi ne si fa poco, c'è tutta l'area del turismo che si sta sottosfruttando rispetto alle potenzialità del paese, tutto lo sfruttamento dei beni anche culturali che abbiamo visti non soltanto in ottica solo di protezione, di conservazione, ma anche in
un'ottica di sfruttamento commerciale, per cui dal punto di vista per farli rendere, che diventino degli effettivi volani di sviluppo. Esatto. E poi c'è tutto l'aspetto collegato a questo e alla creatività degli italiani, tutta la parte del software, del digitale, della digitalizzazione, che secondo me potrebbe offrire grandissime opportunità, però questo richiede altri tipi di imprese, perché la sfida in corso della digitalizzazione delle imprese non è facile. Se ci fossero più imprese nuove in grado di aiutare le imprese un po' più anziane a entrare dentro il futuro, forse questo potrebbe generare delle opportunità. C'è tutto il fenomeno oggi che va in quello che si chiama, siamo nella società degli algoritmi, per cui la generazione di software creativi in grado di analizzare le montagne di dati che le imprese produrranno o che stanno producendo. Su queste sappiamo già che l'Italia ha una carenza di posti di lavoro entro il 2020 di 30-40 mila persone che mancheranno nel settore del data science, cioè dell'analisi dei dati. Ci sono settori che saranno scoperti, cioè dove è anche facile inserirsi. Tutta la programmazione, non necessariamente dei siti, ma programmazione di algoritmi e programmazione su cloud, che oggi non ha sufficienti risorse umane. Per cui quindi abbiamo fatto un elenco di diversi settori dove anche i giovani che ci ascoltano, che magari sono ancora a scuola all'università, potrebbero provare a specializzarsi. Ecco, domanderei ad Antonutti, Anna, lei nella sua esperienza è stata prima dipendente, poi si è messa in proprio. Dove è venuta la molla di mettersi in proprio e quanto il suo settore si sta sviluppando e quindi quanta trippa c'è per mangiare, per vivere? Ecco. Sì. Bene, inizialmente ho lavorato come dipendente grafica in un'azienda, poi in questa azienda non c'era abbastanza lavoro e io per conto mio avevo già iniziato a collaborare, ad avere progetti all'esterno. Pertanto nel momento in cui mi sono trovata senza questo lavoro ho deciso di aprire la partita IVA e di provare questa strada, questo percorso. Infatti non potevo sapere come sarebbe andata, ho detto ci provo, mal che vada chiudo. Nel mercato del lavoro non c'erano comunque altre possibilità magari di essere assunti a tempo determinato, intanto, quindi continuare a fare i dipendenti. Esattamente, così ho deciso di intraprendere questo percorso. Stiamo vedendo anche alcune dei lavori che lei ha realizzato. Ecco, adesso a distanza di alcuni anni che lei è libera professionista, pensa di aver fatto la scelta giusta e che cosa vorrebbe dire magari a quei giovani che ci stanno guardando, che magari non sanno se un giorno fare i lavoratori dipendenti oppure provare a mettersi in proprio e fare liberi professionisti? Certo. Tuttora sono contenta della scelta che ho fatto e mi sta dando molte soddisfazioni. Infatti da 4 anni a sta parte che ho aperto partita IVA, il trend di crescita del lavoro è andato aumentando e quindi mi auguro che continui così. Diciamo agli spettatori che stanno a casa e ai giovani, mi sento di dire che mettersi in proprio vuol dire tanti sacrifici, tanta passione, tanto impegno, però se alla base di tutto appunto ci sta la passione, questo ti porta ovunque. Giusto prima di chiudere e andare in pubblicità, che siamo strettissimi, una battuta sul digitale. Quanto pesa nel suo settore e quanto anche la conoscenza di tecniche paga per rimanere in questo settore e per essere più produttivi? Senz'altro il digitale ormai è fondamentale. E pertanto bisogna continuare ad aggiornarsi, ad essere informati sui vari programmi che escono, sugli aggiornamenti, sui software. Però secondo me ci vuole anche una capacità manuale, una capacità nel pensiero, nel concetto, perché sì, va bene avere il computer, avere i programmi, però se il computer non lavora da solo, cioè ci vuole la testa per realizzare. Quindi è importante la creatività. Esattamente. Torniamo dopo la pubblicità proprio con la creatività di 2 giovani ragazzi friulani che hanno deciso di investire qua in Italia e di non andare all'estero. Ci vediamo tra poco. Di nuovo con Friuli Economy, i giovani in Italia. Abbiamo con noi Ceschia che fa il project manager, esatto? Sì. È un
ruolo che mi sono un po' attribuito in realtà, nel senso che non ho masterato questa qualifica. Me la sono presa, me la sono costruita da solo fin da quando ho incominciato personalmente a gestire dei progetti. Li ho gestiti, credo, con la massima passione, la voglia di fare, l'abnegazione, e quindi gli orari inesistenti e cercando di mettere in rete tutti i miei contatti, e tutti i progetti sono ancora in essere e ogni progetto ha aiutato l'altro a crescere. Ma perché ha deciso di sviluppare questi progetti qui in Italia e non all'estero, in un altro paese europeo o, perché no, extraeuropeo? Beh, credo che non ci sia un reale perché. Credo che ho provato a svilupparli in Italia, anzi in Friuli, e sono andati bene e non ho neanche mai avuto l'esigenza di spostarmi all'estero, anche perché tutti i progetti che ho sviluppato comunque hanno avuto anche delle piacevoli ricadute sul territorio friulano, sfruttando anche le occasioni date dal nostro statuto speciale, quindi la finanza agevolata. Essendo progetti sempre innovativi e legati ai giovani, ho sempre trovato dei canali di finanziamento da parte degli enti pubblici. Però quali prospettive future vede? E in Italia, insomma, se si vede sempre qua o magari un domani provare qualche collaborazione con l'estero? Beh, credo che sicuramente mi vedo in Italia, sicuramente mi vedo in Friuli, fino a quando l'aspetto economico e quindi la tassazione non mi porterà a risparmiare molto spostando alcune di queste attività all'estero. Sicuramente tutto lo staff delle 4 aziende dove opero è fatto di persone friulane, è fatto molto da persone che fanno parte della mia famiglia fondamentalmente, quindi trovo molto difficile abbandonare queste famiglie e il territorio, anzi mi piacerebbe che la famiglia diventasse ancora più grande e mi piacerebbe anche cercare di coinvolgere altre aziende in questi progetti di crescita, perché ci sono delle occasioni di collaborazione su molti aspetti. A volte forse una critica che faccio al Friuli è un estremo scetticismo degli imprenditori nel collaborare con gli altri imprenditori, ma una volta che si supera questo scetticismo invece ci sono delle aperture ancora più importanti. Quindi vuole rimanere qua in Friuli? Assolutamente. Invece Amato all'estero c'è stato e anche per vari anni, ci racconta un po' la sua esperienza? Sì, io ho lavorato per una ditta di allestimenti fieristici per circa 5 anni e quindi per 5 anni ho girato più o meno gran parte dei paesi europei, Dubai, qualche paese africano, la Libia. A dire la verità, rispetto all'idea che sia dell'estero, io sono abbastanza convinto che non ci siano dei paesi in cui è più facile costruirsi un futuro rispetto ad altri. Ogni paese ha le sue caratteristiche e comunque ogni paese richiede impegno e determinazione, ci sono i pro e i contro. Io ho degli amici per esempio che mi dicono vado a Londra, sì, trovi facilmente lavoro, però magari... come cameriere magari? Esatto, magari questo lavoro, sì, tu vai a Londra, lavori, ma non è detto che questo lavoro ti permetta di costruirti poi concretamente un futuro, quindi vedo l'esperienza all'estero, a parte magari certi settori molto più specifici, come un'esperienza di arricchimento personale o magari di arricchimento per la lingua, per imparare insomma, cose diverse, ma non la garanzia di costruirsi per forza di cose un qualcosa diverso o in più rispetto alle possibilità che si hanno qui. Ecco. E poi si è inventato un lavoro qua, ci racconta? Sì, dopo appunto un po' di anni in questa azienda la mia passione erano i tatuaggi. Ho sempre disegnato e non richiedendo un grosso investimento, in realtà il pensare di aprire uno studio, ho pensato che non avevo un granché da perdere, se non la sicurezza che poi in realtà il posto fisso ormai non ti dà più la sicurezza che poteva darti anni fa, e di conseguenza ho detto proviamoci, ci ho provato. Adesso sono 5 anni che lo studio è aperto, ho avuto la fortuna che il settore del tatuaggio crescesse esponenzialmente
in questi ultimi anni e di conseguenza mi permette di essere soddisfatto di quello che faccio e di realizzarmi, insomma. E anche di mantenere una famiglia, perché all'età di 29 anni ha già quanti figli? 2 figlie, una di 4 e una di 6 mesi. E anche il buon Ceschia ha un bimbo, quindi rispetto alla puntata del fatto che in Friuli, no, Massimo, non si fanno più figli, abbiamo degli esempi positivi, abbiamo degli esempi virtuosi. molto positivi. Ecco, io vorrei chiedere a Siagri, se lei adesso tornasse indietro con l'età, avesse 12-13 anni, quindi avesse tutto un percorso poi formativo e dopo professionale davanti, che scelte farebbe alle superiori e all'università per poi, diciamo così, avere una formazione che fosse in un settore che magari in Italia diventerà importante fra 10-15 anni? Ma io tornerei a fare quello che ho fatto. Io ho fatto il liceo scientifico e ho fatto fisica. Penso che oggi la tecnologia sia arrivato a un livello tale per cui questo tipo di professionalità, soprattutto chi esce dalle materie scientifiche, possa dare delle ottime opportunità di lavoro. Poi il fatto di fare una facoltà, io parlo del mio caso, poi perché è quello che conosco, che ti dà la possibilità di non chiudere la mente ma di tenerla aperta, poi ti fa sì che riesci a spaziare in più ambiti, non soltanto in un ambito. Se si torna indietro, quando ho fatto io fisica, ma c'era già lo sviluppo della tecnologia aveva già raggiunto dei livelli interessanti, ma sembrava, se uno tornava indietro quando invece facevo le medie o le superiori, sembrava che se tu facevi fisica o andavi a fare il professore alle scuole o andavi a fare il ricercatore all'università, sembrava che fosse un posto un tipo di laurea non adatta all'industria. Oggi in realtà chi si laurea nelle materie scientifiche ha molte più opportunità di entrare dentro le industrie, soprattutto perché chi si laurea nelle materie scientifiche per forza di cose sa sviluppare software, sa scrivere software, sa capire come funzionano le macchine e di conseguenza c'è una certa flessibilità di impiego. Ecco, e riguardo invece la creatività, che prima l'Antonutti giustamente diceva, sì, certamente avere dimestichezza con la tecnologia saperlo usare molto bene, però conta la creatività. Arriverà il momento, Siagri, in cui le macchine, fra virgolette, i robot, riusciranno anche a sviluppare una loro creatività, quindi ad arrivare a livello degli uomini, perché questa è una delle cose che ancora ci differenzia. E quando arriverà questo momento, secondo lei? Io sono abbastanza convinto che si arriverà, ci vorranno sicuramente altri 10-15 anni, per cui voglio dire... Quindi nel lungo, non nel breve. Lungo, no, sicuramente non nei prossimi 10 anni. Nei prossimi 10 anni però le macchine potranno soppiantare tante attività più razionali, più, diciamo, che richiedevano solo la parte di quoziente intellettivo e non quello quoziente emotivo. Infatti oggi uno degli skill più interessanti è quello relativo al quoziente emotivo più che a quello intellettivo. Quello si dà per scontato che ci sia, insomma, ci deve essere, insomma, se no siamo messi male. Però non basta più solo quello, per cui la creatività è uno di questi aspetti. La creatività è uno di questi aspetti, la possibilità di gestire relazioni con altre persone, con gruppi di persone è un'altra cosa importante. C'è tutto l'aspetto poi dell'andare verso sempre di più, anche nel caso dell'industria, verso la soddisfazione del cliente e delle esperienze dei clienti con i prodotti, e di conseguenza gli aspetti creativi e di servizio stanno diventando importantissimi, e le macchine per fortuna ancora per un po' non sono ancora arrivate. Antonutti, lei invece adesso che è una grafica freelance, una libera professionista già da diversi anni, come ha fatto per farsi conoscere, trovare nuovi clienti? Perché chiaramente penso la parte più importante del suo lavoro, oltre che ovviamente poi fare lavori di qualità che quindi diano la soddisfazione al cliente. Certo, tutto è partito dal passaparola che tuttora continua a farmi conoscere, a trovare nuovi clienti. Inizialmente, grazie a un amico con cui continuo a collaborare, ha iniziato a farmi conoscere in diverse aziende, e così con i primi progetti, i primi lavori realizzati, poi a catena si è creato appunto un network, un passaparola. E i clienti invece... Quanto mercato ancora c'è in Friuli Venezia Giulia nel suo settore? Pensa che può crescere ancora di tanto, oppure pensa che siete in tanti, quindi c'è un ambiente competitivo molto diffuso e quindi si fa fatica a trovare nuovi clienti? Sì, diciamo che
il mercato comunque non dico che è saturo, però ci sono tanti grafici, tanti studi che fanno questo lavoro, però io credo che alla fine ognuno si distingue per le proprie caratteristiche, per le proprie capacità, e io credo che sto cercando di farmi largo, di trovare la mia fetta di mercato grazie, insomma, alle mie capacità, e penso che i clienti possano apprezzare questo di un professionista, che si possa distinguere da altri professionisti. Quindi la professionalità, ma anche le nuove tecnologie per trovare dei più clienti. Ceschia, da questo punto di vista anche le sue imprese un po' utilizzano i social media e tutte queste nuove strategie per attrarre appunto nuovi clienti. Beh, diciamo che ognuna delle mie aziende ha dei target differenti, e quindi in funzione delle persone che vogliamo andare a colpire utilizziamo metodi e strategie diverse. Nel caso dell'agenzia di marketing c'è una rete commerciale che va a contattare delle aziende, sempre più spesso ti ritrovi a dover fare delle gare con altre agenzie, appunto perché il mercato è molto vasto, però diciamo che la professionalità e i case history dei lavori svolti sicuramente possono essere un valore aggiunto per chiudere le trattative. Diversamente per il settore degli eventi, i social, i rapporti personali, gli influencer sono delle persone che possono aiutare ad aumentare l'affluenza di pubblico agli eventi, e per quanto riguarda gli e-commerce sicuramente c'è una strategia digital oriented che ti può aiutare, ci sono tantissimi strumenti a disposizione, hai parlato dei social, ma io parlo dei blogger, parlo delle campagne di Google AdWords, parlo dell'ottimizzazione del sito in termini di SEO, e anche perché no, la grafica e l'immagine, la presenza all'interno di situazioni referenziali come potrebbero essere delle sponsorizzazioni importanti o cose di questo tipo. Quindi anche in Friuli ci sono tanti giovani che vogliono darsi da fare e che credono nel loro lavoro. Di nuovo con Friuli Economy, i giovani e il mondo del lavoro. Abbiamo una bella e importante intervista dell'avvocato Michele Ius che ci parla delle novità introdotte con il Jobs Act. Buonasera Massimo, grazie della linea, un saluto a tutti coloro che ci seguono da casa e agli ospiti in studio. Questa sera, nell'ambito della trasmissione, vi vorrei parlare della riforma del lavoro attuata dal Job Act. Il termine Job Act in realtà è mutuato dalla riforma del mercato del lavoro fatta negli Stati Uniti. Da noi la riforma è stata fatta con una serie di provvedimenti, in primis da una legge del 2014 e da una serie di decreti legislativi adottati dal 2015 da parte del governo Renzi. In cosa consiste? Consiste sostanzialmente in 3 macro novità. Vediamo di seguito sommariamente queste 3 novità con i pro e i contro. La prima grande novità riguarda l'introduzione di un nuovo strumento, ossia del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Sostanzialmente il legislatore dà la possibilità alle imprese per i nuovi contratti di lavoro di assumere i nuovi dipendenti con delle agevolazioni di natura economica a tempo indeterminato, ma garantendo al dipendente delle tutele in caso di licenziamento incrementali in proporzione al tempo in cui è stato impiegato per quell'azienda. Pensiamo per esempio al caso di un lavoratore che venga assunto oggi, passano gli anni e viene licenziato per giusta causa, giusto motivo o anche per licenziamento collettivo. Il lavoratore impugna il provvedimento davanti al giudice e si scopre che il provvedimento in realtà è illegittimo. Il legislatore garantisce a quel dipendente la possibilità di una tutela economica proporzionale al tempo per cui è stato assunto, ossia 2 mensilità per ogni anno di assunzione, da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità. Quali sono i pro? Secondo i sostenitori della riforma, questa riforma svecchia il mercato del lavoro, modernizza la nostra disciplina e attenua il ricorso a contratti atipici, riducendo sostanzialmente il precariato.
Quali sono i contro? Per gli oppositori della riforma sostanzialmente si creano due classi di dipendenti, come abbiamo visto infatti la riforma si applica sostanzialmente soltanto ai contratti successivi all'entrata in vigore del Jobs Act e pertanto potrebbe succedere che in un'azienda vi siano dipendenti con medesime mansioni ma che in realtà hanno tutele differenti a seconda di quando hanno firmato il contratto, se prima della riforma o dopo della riforma. L'altra grande novità riguarda la modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Come si sa, l'articolo 18 nella sua precedente formulazione garantisce che vi sia il reintegro in caso di licenziamento per certe imprese che hanno determinate caratteristiche, per esempio quelle che assumono più di 15 dipendenti per unità produttiva. Con la riforma invece l'articolo 18 si applica esclusivamente ai licenziamenti discriminatori e ai licenziamenti disciplinari, ma in casi limitati, come per esempio in caso di denuncia per furto che però si dimostri essere calunniosa. In tutti gli altri casi il ristoro è unicamente di natura economica. Quali sono i pro? I sostenitori della riforma ritengono che si sia creata una maggiore mobilità in entrata e in uscita del mercato del lavoro. Quali sono i contro? Gli oppositori della riforma ritengono che anzi al contrario la riforma porti a un irrigidimento, perché difficilmente un lavoratore assunto precedentemente rispetto alla riforma, salvo che non costretto, cambierà lavoro non volendo accedere a tutele inferiori. La terza grande modifica riguarda la possibilità per l'azienda di cambiare le mansioni del proprio dipendente, anche demansionandolo, in caso di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'azienda. Quali sono i vantaggi per l'azienda? I sostenitori della riforma ritengono che questo renda più flessibile l'azienda e quindi le permetta di poter rispondere meglio alle esigenze del mercato e agli stimoli esterni. I contro sono che sostanzialmente per gli oppositori della riforma questo dà troppa discrezionalità all'azienda e quindi l'azienda potrebbe utilizzare in forma ritorsiva contro i propri dipendenti la riforma stessa. Va detto da ultimo che la CGIL ha ottenuto di raccogliere circa 3.300.000 firme per un referendum abrogativo di parte del Jobs Act. Bene, io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona serata. Mandi. Sì, l'approfondita analisi che ha fatto l'avvocato Michele Hughes sul Jobs Act. Ecco, Siagri, per quanto riguarda Eurotech, il Jobs Act vi ha aiutato o meno ad assumere nuove figure e se sì in che modo, se no invece in che modo andrebbe modificata la legge sul lavoro in Italia, soprattutto sulla contrattualistica? Sì, in realtà l'importante, non dico solo per Eurotech, per tutti, è che riparta un po' l'economia, perché poi quella è la base per poter poi assumere. Sicuramente il Jobs Act è un passo avanti notevole perché rispetto a prima, solo in realtà poi, ed è visto credo con favore da tutte quante le imprese da questo punto di vista, perché si crea una migliore motivazione tra le persone e anche un maggiore contributo allo sviluppo dell'impresa, perché non dobbiamo dimenticarci che ormai ognuno dentro un'impresa è un po' un imprenditore di se stesso, cioè se siamo in una società creativa ci si aspetta che qualcuno dentro l'impresa porti un contributo proattivo e non soltanto di attesa di cosa devo fare. Non siamo più nella fabbrica di Ford, nella fabbrica del film di Charlie Chaplin in tempi moderni, insomma non siamo più lì. O perlomeno le nuove fabbriche non sono più così. Sicuramente devo dire che, come è stato l'avvocato non ha spiegato tutto fino in fondo il cambio sull'articolo 18, in realtà si è creata una migliore flusso in entrata più semplice, però il flusso in uscita non è stato agevolato, di conseguenza questo è un altro blocco per i giovani, cioè lo Jobs Act alla fine non è un grande acceleratore per far entrare i giovani. Cosa manca secondo lei? Ma perché doveva essere semplificata l'uscita, doveva essere questo ma dei giovani oppure no, di quelli che ha detto se l'impresa deve cambiare, ha bisogno di cambiare anche le persone. Se io come impresa sono neutro dal punto di vista degli assunti, io per il sistema paese sono neutro. Cioè non ho, fate solo esempio, se una bottiglia piena
e gli tolgo il tappo, non mi basta, non posso buttarci dentro niente, devo togliere quello che c'è dentro per buttarci dentro delle cose, e allora cambio anche il contenuto e cambio le cose. Ovviamente questo va anche fatto con un sistema che crea delle reti di protezione comunque per quelli che in qualche maniera possono essere in esubero o non più funzionali allo sviluppo dell'impresa stessa, perché altrimenti sì, ho aperto il tappo ma non cambio niente di quello che c'è dentro. L'uscita è ancora molto difficile, per cui da questo punto di vista, se il Jobs Act è sicuramente uno stimolo per tutte le nuove imprese, per le imprese che già ci sono è una mezza conquista, non è fino in fondo tutto quello che si poteva in qualche maniera ottenere. Manca un po' il concetto di fluidità anche del mondo di lavoro, cioè qui siamo ancora troppo legati a questo concetto del posto fisso che ormai non c'è più, perché le imprese vanno e vengono, la vita media delle imprese è sempre più bassa, per cui non esiste il posto fisso, perché non esiste l'impresa fissa, perché tutto che cambia. Per cui in questo tipo di ragionamento bisogna pensare a un paese, come diceva Blair, in cui ci sia sempre delle opportunità. Come lui diceva, io non sono in grado di garantirvi un posto di lavoro per tutta la vita, ma posso cercare di garantirvi che troverete sempre un posto di lavoro. Questo è un po' il cambio che va fatto, e comunque il Jobs Act sicuramente aiuta. Bene, e per quanto riguarda la sua esperienza, Ceschia, anche in qualità di datore di lavoro, vi ha aiutato questa nuova tipologia contrattuale con i suoi cambiamenti, oppure non l'avete usata granché nelle vostre aziende? In realtà ci stiamo adesso interfacciando ad utilizzarlo, perché appunto, come diceva Siagri, il problema è che se la bottiglia è piena bisogna trovare dei nuovi lavori per far sì di avere la necessità di inserire delle nuove figure in azienda. O si ingrandisce la bottiglia o si svuota la bottiglia. Esatto. E, da parte nostra abbiamo, che fortunatamente viviamo un periodo di crescita, per non impegnarci ci siamo appoggiati a diversi collaboratori esterni con partita IVA, però adesso che vediamo uno stabilizzarsi di questa crescita e un sedimentarsi della clientela, stiamo prendendo in considerazione appunto di assumere sicuramente dei giovani, perché a noi piace così, mettiamola così, e sicuramente lo faremo con questo tipo di agevolazione. Però ripeto che non vedo il mondo del lavoro come un lavoro a tempo indeterminato. Per come la vedo io, ogni codice fiscale è una partita IVA, ognuno dovrebbe meritarsi il posto di lavoro, cercando di fare l'imprenditore di se stesso e fare gli interessi dell'azienda all'interno della quale lavora. Mi capita spesso di andare in aziende, e più frequento aziende con un numero di dipendenti elevato, più mi rendo conto che probabilmente queste aziende potrebbero ottimizzare le risorse in una maniera incredibile, ma non hanno la possibilità di farlo. E forse quello meriterebbe un ragionamento maggiore. Grazie. E Antonutti questo concetto di diventare imprenditrice di se stessa l'ha fatto proprio suo. Infatti si è aperta la partita IVA, ce l'ha già, ci ripete da quanti anni? Da 4. Da 4. E quali sono i pro e i contro di avere la partita IVA rispetto a quando era lavoratrice dipendente? Certo. Bene, lavorare in proprio significa gestirsi autonomamente appunto il tempo, i clienti, e quindi essere liberi da questo punto di vista, come orari, come giornate. Certo, questo non vuol dire che si lavora di meno rispetto a un lavoro dipendente, anzi a volte il contrario, perché molto spesso mi capita nel momento in cui ho delle consegne imminenti di dover lavorare più ore del previsto, magari anche fino a sera tardi. Per quanto riguarda i contro invece, rispetto a un lavoratore dipendente, il lavoratore autonomo non ha diverse agevolazioni, come ad esempio le ferie pagate, la malattia, la maternità, tutti questi aspetti che fanno la differenza. Anche Amato ha una partita IVA, ma ha mai pensato di trasformare questa forma, non so, creare una SRL, una SNC, una cooperativa? Sì, paradossalmente in realtà ci avevo già pensato, e nel sistema in cui siamo la mia stessa commercialista per esempio dice: piuttosto rimani da solo,
piuttosto che pensare di avere qualcun altro, ti conviene lavorare qualcosa in meno che comunque guadagneresti di più rispetto ad avere un'altra persona e doverci pagare i contributi e tutte le spese che ne vanno dietro. Sicuramente poi il mio è un settore anche abbastanza particolare, per cui le regole generali magari valgono fino a un certo punto, appunto è una cosa molto di nicchia. E sicuramente avere la partita IVA ti offre la possibilità di essere libero, di intraprendere qualsiasi iniziativa e di sviluppare qualsiasi tua idea in libertà senza avere il bisogno di avere l'avvallo di qualcuno che sta più in alto di te. Sicuramente il problema principale può essere la pressione fiscale in un sistema che non funziona benissimo, insomma, da qualche anno. L'importante secondo me è che i giovani non diano per scontato che la situazione attuale sia un qualcosa di irreversibile che non possa essere cambiato, perché altrimenti le cose non cambieranno mai se noi stessi per primi non cerchiamo di cambiarle. Insomma, quindi è importante crederci, credere in se stessi, credere nel paese, partecipare anche per quello che si può anche alla vita pubblica e politica, cercando di far sentire la propria voce e cercare tutti assieme, insomma, di cambiare le cose. Benissimo, direi un messaggio sicuramente positivo. La puntata volge al termine, abbiamo cercato di mostrare diverse esperienze di giovani, di persone che hanno fatto un'esperienza qui nel mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia, cercando anche di costruire o come liberi professionisti o come imprenditori l'opportunità anche di dare lavoro anche ad altre persone, di svilupparsi, come nel caso ovviamente di Eurotech e di Siagri, all'estero. Siamo giunti un po' ai saluti, intanto volevo ringraziare Elena Bezzutti. Grazie a te, io ringrazio gli ospiti e ripetiamo Roberto Siagri della Eurotech, l'esperta grafica Anna Antoniutti, Manuele Ceschia, Project Manager e per finire Andrea Amato, tatuatore creativo. Grazie anche del vostro contributo. Bene, ci troveremo qua sempre a Friuli Economy fra una settimana, sempre 19:45, 20:30 per una puntata sul risparmio energetico mediante i LED sia per le amministrazioni pubbliche che per le imprese. Ringrazio ovviamente anche alla regia Gian Domenico Ricci e Tommaso Ravo e l'avvocato Ius e Giancarlo Vigilio per i contributi che hanno mandato come filmati giornalistici. A tutti voi una buona serata e ci vediamo fra una settimana qui a Friuli Economy. Alla prossima, buonasera.